Cari telespettatori, ben ritornati come sempre venerdì. Parliamo delle persone anziane, dei pensionati, delle persone in difficoltà, parliamo anche di pensioni, ma non solo, con i nostri esperti, con i nostri ospiti dello SPCGIL del Veneto. Ben ritornata Elena Di Gregorio, segretaria generale dello SPCGIL del Veneto, che ci racconterà anche degli aggiornamenti importanti perché ci sono congressi in corso, cosa vuol dire questo, che cosa implica, quali novità poi ci attendono. E ben ritornata anche Anna Maria Bilato, grazie di essere qui con noi, dell'Inca, sempre del Veneto. Allora, e sappiamo che ci sono state diverse domande, quindi lei potrà rispondere anche in modo più preciso a certe questioni anche un po' più tecniche, anche se, ripeto, noi abbiamo ricevuto le vostre mail, non possiamo dare risposta perché sono casi specifici molto precisi, con richiesta quando potrò andare in pensione, quota 100 di qua di là. Dovete andare alle sedi dello SPCGIL, sono presenti su tutto il territorio, con il vostro basta codice fiscale vi viene inquadrata la vostra posizione, fate tutti i calcoli del caso ed eventualmente viene visto anche se avete diritto a qualche cosa in più che non avete chiesto, però così telefonicamente è difficile dare una risposta, oppure via mail. Allora, detto questo, arriviamo a noi a bomba, tante novità perché il settore pensioni, diciamo, con questa legge di stabilità di bilancio freme, no? Però fremete anche voi che avete un periodo molto intenso di congressi, cioè cosa vuol dire quando ci sono questi congressi, che cosa implica per il sindacato? Tanto lavoro. No, beh, intanto sì, esatto, molto lavoro, molto impegno, ma anche molta soddisfazione, perché il congresso è un bagno di folla, è tornare nei territori, fare le assemblee, incontrare i nostri iscritti, le nostre iscritte. Noi abbiamo fatto nei territori, in tutti i comuni, abbiamo fatto le assemblee, abbiamo fatto circa 500 assemblee e incontrato qualcosa come 20.000 cittadine e cittadini, quindi è di questi tempi, no, in cui la democrazia fa fatica, in cui i luoghi di aggregazione fanno fatica a incontrare le persone. Noi siamo molto radicati nel territorio, le nostre sedi sono diffuse, le persone ci conoscono, si rivolgono a noi per i loro bisogni e questo appuntamento congressuale è per noi fondamentale per incontrarle, ascoltarle, capire quali sono le loro priorità, quali sono le loro paure, di cosa hanno bisogno e come assieme possiamo costruire una risposta. C'è un tema che tocca molto la persona anziana, che è quello della solitudine. Allora, il ruolo che noi abbiamo come sindacato dei pensionati è anche quello di creare dei luoghi di aggregazione e costruire delle politiche sociali che consentano alle persone di uscire dall'isolamento, di sentirsi parte di una comunità. L'abbiamo già detto, insomma, ma anche in Veneto 1 su 4 dei nostri cittadini è anziano, ha più di 65 anni. È tendenza in aumento. È una tendenza che sta esplodendo, per fortuna, perché vuol dire che viviamo più a lungo, quindi questo è un elemento sicuramente molto positivo della nostra società, ma cambiano i bisogni di socialità, appunto, cambiano i bisogni di assistenza, di tutela, cambia il come si vive nella propria città, la casa, la mobilità, i negozi di prossimità, l'assistenza, la sanità. Quindi sono temi che le persone che abbiamo incontrato ci hanno posto con grandissima preoccupazione e sono di grande attualità. C'è un tema che è quello dell'autonomia. Se un anziano non è autonomo, diventa un recluso in casa, diventa una persona che vive gli ultimi anni della propria vita in una condizione pessima. Vivere a lungo deve significare anche vivere bene. Ecco, però per portare l'anziano a un contesto sociale di interazione non è semplice, perché chi è abituato a farlo magari lo fa, però uscire dal proprio, se non è più in grado di farlo autonomamente, eccetera, è qualcosa di difficile, anche perché i punti di aggregazione non sono poi tantissimi, al di là della parrocchia che ci può essere o meno. Questa è un po' l'obiezione che tanti ci pongono dicendo: ma dove sì, l'università della terza età, però devi spostarti, mezzi di trasporto, è difficile, chi ha difficoltà a deambulare, come si può fare? Cosa cosa pensavate? Allora, intanto il tema è essere presenti nel territorio, perché noi siamo presenti in quasi tutti i comuni del Veneto con le nostre sedi, i nostri sportelli, siamo assieme anche al patronato Inca per dare risposte ai bisogni anche di tutela, di assistenza, ai dubbi che ci sono. Facciamo un servizio fondamentale anche di relazione con la pubblica amministrazione, che è sempre più complicata. Quindi con i comuni, tra l'altro. Quindi con i comuni, ma anche con le istituzioni, con l'INPS, cioè
fare una domanda di qualsiasi tipo, fare un ISEE per una persona anziana è complicato, quindi noi abbiamo il CAF, abbiamo i nostri sistemi di servizi, ma organizziamo iniziative. E la cosa che mi ha veramente fatto molto piacere in questa tornata congressuale che noi, oltre a incontrare persone, abbiamo rinnovato tantissimi collaboratrici e collaboratori. Cioè, per noi siamo un'organizzazione fatta di volontari, di persone che mettono a disposizione il proprio tempo per il sindacato, perché avvertono un senso di bisogno di essere utili, di sentirsi utili, fare essere qualcosa di utili positivo alla società. infatti. E questo è una cosa che è grandissima, è un grande dono che c'è e dovrebbe essere valorizzato anche dal nostro Stato, dal nostro governo, dalle istituzioni. Quindi pensare all'anziano non come un costo, come un peso per la società, ma come una risorsa fondamentale per la società. E noi abbiamo incontrato tantissime donne in particolare, sono più le donne che non gli uomini, che nonostante la fatica di fare le nonne, quindi di sopperire a una carenza di asili nido, di welfare sociale che viene sempre meno, a volte ormai, insomma, siccome appunto si vive molto a lungo, si va in pensione ma si hanno ancora i genitori anziani, quindi svolgono un ruolo anche di sostegno alla famiglia e ai genitori anziani. Nonostante tutto questo hanno voglia di impegnarsi, di dare un senso sociale alla loro essere persone anziane, ma insomma che sono vitali, che anziane tra virgolette, insomma, anagraficamente però insomma, no, sì. se hanno avuto delle condizioni lavorative, perché una grande differenza la fa le condizioni di lavoro. Questo è ancora un elemento discriminante nella nostra società. Si invecchia bene se si è lavorato, se si hanno avuto delle condizioni di lavoro sane, in salute, e purtroppo le condizioni di lavoro non sempre sono così. Ci sono dei interi settori che hanno le condizioni di lavoro pesanti, che hanno delle malattie professionali pesanti, per cui poi ci si trova che si va in pensione, sì, però si è logorati fisicamente, e anche questo è un elemento di cui bisogna tenere conto. L'altra discriminante è quella del reddito, perché incide molto sull'autonomia delle persone. Assolutamente, quando una persona ha problemi. Si parlava, problemi di deambulazione sicuramente, insomma, cioè problemi di mobilità sono un grande vincolo e lì bisognerebbe intervenire rimuovendo quelli che sono gli ostacoli per tutte le persone che hanno problemi di deambulazione e di mobilità, quindi anche chi ha un handicap. Le nostre città, sappiamo, sì, non sono certo a misura di persona, no? Dobbiamo essere tutti quanti Superman o Superwoman per vivere in questa società, quindi non si fa attenzione a chi ha problemi, ma un elemento discriminante è veramente per vivere una buona vecchiaia è quello del reddito dell'autonomia. Noi abbiamo una quantità rilevante, sempre crescente, di anziane e di anziani che sono costretti a rinunciare alle cure, perché costa troppo curarsi. Dovrebbe essere un servizio, il Servizio Sanitario Nazionale, universale, così come previsto dalla nostra Costituzione, così come previsto dalle nostre leggi, dovrebbe essere un servizio accessibile a tutti, ma noi sappiamo, e in questa tornata di assemblee ce l'hanno detto chiaramente le persone che abbiamo incontrato, che il super ticket è insostenibile. Noi abbiamo chiesto alla Regione Veneto, anche nell'incontro che si è tenuto recentemente sul nuovo piano sociosanitario regionale, c'è stata un'audizione in quinta commissione. Come sindacato dei pensionati, SPI-CGIL, siamo andati assieme alla CGIL a presentare le nostre osservazioni, le nostre proposte, la nostra piattaforma, e abbiamo chiesto che venga abolito il super ticket. Fino all'anno scorso ZAI, alla giunta regionale, ci hanno detto che non era possibile perché discende da una legge dello Stato. Bene, dal 1° gennaio l'Emilia Romagna, la Lombardia, le Marche aboliranno il super ticket. Si può fare. E noi abbiamo chiesto alla Regione Veneto che sia coerente e che a sostegno dei cittadini veneti abolisca il super ticket, che è una tassa ingiusta perché è uguale per tutti. No, questo è importantissimo, si può fare, cioè in che senso? Si può fare, nel senso che è una tassa che è stata istituita per colmare dei bisogni di bilancio.
a nostro avviso questi bisogni di bilancio devono essere colmati con la fiscalità generale, cioè tutti devono pagare per rendere il servizio sanitario accessibile, non chi è malato è costretto a pagarsi le cure, perché è profondamente ingiusto e deve essere pagato in proporzione al reddito, perché 10 euro di super ticket valgono per tutti indipendentemente dalle condizioni di reddito, per chi ha una pensione alta così come ha un reddito medio. Bisogna che questa cosa venga proprio cancellata, anche perché diventa più conveniente rivolgersi al privato. Io l'altro giorno ho fatto degli esami del sangue e sono andata in una clinica convenzionata, un privato convenzionato che mi era comodo, e mi hanno detto: se le conviene privatamente lo fa privatamente. Mi ha messo in imbarazzo perché io sono per la sanità pubblica. Ho detto: ma quant'è la differenza? Sono 16 euro di differenza. Pesano in una tasca di una persona 16 euro di differenza, quindi mi è costato di meno pagare il privato che non la sanità 16 euro in meno, 16 euro in meno in privato. 16 euro in meno rivolgendomi al privato. Cosa significa? Che la Regione Veneto ha incassato meno soldi da me rispetto a questo, quindi ci ha rimesso, quindi il super ticket pesa, e avevo 3 ricette, pesa, perché pesa sulle tasche dei cittadini e in più indirizza verso il privato e quindi toglie risorse alla sanità pubblica, quindi è doppiamente iniquo. Che risposta avete avuto? Se c'è in audizione non ci hanno risposto. Senza dare sappiamo che la quinta commissione adesso si sta riunendo per fare il punto di tutte le osservazioni che hanno ricevuto dalle varie organizzazioni di rappresentanza. Noi avremmo voluto che ci fosse una modalità diversa di costruzione del progetto sanitario. Anni fa, quando c'è stato il piano precedente, avevano coinvolto il sindacato e noi in rappresentanza del mondo, insomma, del lavoro e dei pensionati avevamo portato le nostre istanze e avevamo ottenuto anche dei risultati positivi. Questa volta la Giunta regionale ha deciso di procedere senza incontrare le parti sociali, senza incontrare i soggetti di rappresentanza, i medici del mondo della sanità, chi ci lavora, che quindi conosce, ma senza incontrare anche gli enti locali, senza incontrare le rappresentanze dei lavoratori, e ha costruito questa legge. L'unico momento di confronto ci è stato dato nell'audizione in quinta commissione con tempi molto ristretti. Adesso faranno sintesi delle nostre osservazioni, che sappiamo sono condivise anche, abbiamo costruito anche nel confronto con gli altri soggetti sindacali, insomma anche le altre parti coinvolte, e poi vedremo quando andrà in discussione in Consiglio regionale. Ma noi vogliamo fare una battaglia sulla sanità, perché è una priorità per le persone che noi rappresentiamo, perché stanno chiudendo i presidi territoriali, stanno svuotando alcuni territori, in particolare siamo preoccupati per il Bellunese, per il Polesine, ma anche la Laguna di Venezia, che hanno delle specificità e vanno salvaguardate. Non può essere solo un termine di economia, in termine ragionieristico, bisogna mettere al centro la salute delle persone. Questo è Chiedo dalla regia se mi rimettono in onda il messaggio che era arrivato poc'anzi, così lo possiamo leggere. Eccolo qua. Ci sono molti altri problemi molto più subdoli e nascosti sul limite della truffa nella sanità pubblica e molto diffusi. I problemi ce ne sono tantissimi in generale. Sì. Senza dubbio, ma il tema della sanità è un tema molto delicato. Questo conferma appunto che è molto sentito. Perché un altro problema che ci è stato manifestato è quello delle liste d'attesa, che comunque resta sempre una problematica. Noi adesso abbiamo avviato con il nostro istituto di ricerca un'indagine, una ricerca approfondita sulla situazione in Veneto, perché se noi guardiamo i dati ufficiali vediamo che la Regione Veneto rispetta quella che è la normativa, quindi i tempi di attesa vengono rispettati, però poi le persone cosa ci dicono? Che per rispettare quei tempi di attesa danno degli appuntamenti che sono sostanzialmente disagiati, inagibili. Una persona anziana che deve raggiungere una sede che non è raggiungibile con i mezzi pubblici, che deve chiedere a qualcuno che la accompagni, rende non praticabile, quindi poi alla fine è che uno si rivolge al privato, perché anche se non è urgente, per la persona che ha un problema di salute è reputato urgente. Quindi c'è un tema di appropriatezza, di educazione, di un lavoro che dobbiamo fare assieme
con i medici di base. I medici di base possono avere un ruolo fondamentale, vanno coinvolti e responsabilizzati. Che devono essere sempre più credibili, quindi devono anche aggiornarsi. Vogliono portare avanti la sanità privata, ma senza togliere le tasse per quella pubblica. Ecco come faranno a prendersi i soldi necessari. Da una parte danno e dall'altra tolgono il doppio. Beh, è una preoccupazione molto forte che abbiamo, insomma, questo è un po'... No, lei c'ha del discorso dei medici di base che è sentitissimo e ne abbiamo parlato anche più volte con voi di questa questione, perché poi sono dovrebbero essere i primi referenti, che purtroppo non tutti sono aggiornati, non tutti sono bravi, anzi sono un po' a volte la parte debole della sanità, quindi essi stessi delegano alla specialistica, salvo poi magari trovarsi la risposta dello specialista se è arrivato un po' tardi, doveva arrivare prima, quindi il paziente vive tutto, soprattutto se è anziano, con molta ansia, apprensione, perché intanto quando c'è il dolore è sintomatico di qualcosa che non va. Se non si vede subito una diagnosi pronta o una visita appropriata pronta, ha delle paure che lo angosciano, lo turbano in tutti i modi, dei disagi, no? Quindi è una questione da affrontare questa. Sicuramente, e qui torniamo a quella che era previsto dalla riforma sanitaria, che era quella della medicina di gruppo integrata, quindi mettere assieme... Che non c'è stata di fatto. Solo in alcuni luoghi. Noi abbiamo visitato alcune realtà significative e positive, dove funziona, c'è una qualità di assistenza significativa, perché c'è il medico di base, assieme al medico specialista, assieme all'infermiere, assieme alla diagnostica, e questo fa una grande opera di prevenzione, evita che ci siano le code improprie al pronto soccorso, quindi alleggerisce quella che è l'ospedale e fa prevenzione nel mantenere in salute le persone anziane o chi ha problemi di cronicità. Noi abbiamo chiesto su questo alla Regione che faccia chiarezza, perché noi non abbiamo capito se la Regione vuole portare avanti questo progetto o se l'ha accantonato. Noi pensiamo sia fondamentale. E non c'è ancora, non sappiamo ancora non abbiamo ancora risposte. Creeremo magari un momento di incontro anche con l'assessore Coletto, così verrete anche voi. Ci farebbe piacere. Cosa potremo ottenere come risposta. Tornando, noi andiamo subito in pubblicità, che poi entriamo ancora nel merito specifico delle questioni che riguardano le pensioni, anche un po' il sindacato come riesce a muoversi, a capirne in questo momento di transizione, di passaggio. A tra poco.